Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo aggiornamento, prima edizione del nostro live, sono le 9.36 di oggi, sabato 23 ottobre. Partiamo subito con la cronaca, tragedia sul lavoro ieri mattina in Veneto, in un capannone nella zona industriale di Loreo, in provincia di Rovigo. Un operaio, per cause ancora da ricostruire, è finito sulle rotaie mentre era in movimento un vagone ferroviario che stava trasportando fertilizzanti. La vittima, Paolo Merlin, 61 anni, di Stanghella, in provincia di Padova, faceva parte di una squadra che includeva altri 3 colleghi, tutti dipendenti di una ditta specializzata di Udine, per collegare alle manovre di mezzi ferroviari. Indagini in corso per chiarire le dinamiche del tragico sinistro. Clamoroso dietrofront del farmacista Novax di Cusignacco, Federico Montoro, da alcuni giorni paladino dei negazionisti, non lascia passare verde e antivaccini, che ha pubblicamente attaccato colleghi e sistema sanitario impegnati da marzo 2020 nella lotta alla pandemia. Davanti alla coda di persone in fila per tamponarsi, aveva esternato tutto il suo disprezzo, in particolare verso la sua categoria. Non possiamo andare avanti così, la sua apertura, con altre frasi sconnesse, imprecando i 420 sull'attuale situazione, invitando i presenti addirittura ad occupare i palazzi del potere. Il problema è che la sua esternazione è stata immortalata e diffusa via social, scatenando reazioni sul web. Passata la buriana e resosi conto di averla fatta fuori dal vaso, con tanto di richiamo da parte dell'ordine dei farmacisti, lo stesso ha ritrattato tutto, punto su punto. Lui si scusa. Gettare fango sulla categoria, su coloro in prima linea per salvare vite, per aver urtato la sensibilità di chi ha perso i propri cari o è stato contagiato, è sbagliato. Ora aspetterà l'ordine di appartenenza a prendere decisioni nei suoi confronti, oppure, visto il veloce pentimento, chiuderla qui. Ed ora andiamo a Pordenone col prossimo servizio. Presidente Federica, quest'oggi si è parlato di digitalizzazione nella sanità, a che punto è il Friuli Venezia Giulia e nella sua veste anche di coordinatore delle regioni e cosa si sta facendo a livello nazionale? Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni più avanzate, ovviamente anche noi abbiamo ancora dei passi da fare, da migliorare, però per esempio sul fascicolo sanitario elettronico siamo tra le regioni migliori in Italia. È chiaro che in questo momento dobbiamo riuscire ad aiutare anche quelle regioni che sono rimaste un po' più indietro sul FSE, a migliorare soprattutto per arrivare a creare una piattaforma che possa dialogare con i singoli fascicoli sanitari elettronici regionali e possa essere una piattaforma nazionale. Questo vuol dire migliorare i servizi ai cittadini e garantire maggiore capacità di anche mobilità all'interno del territorio nazionale per ricevere le cure necessarie. Non solo, altro obiettivo della conferenza e ovviamente di Regione Friuli Venezia Giulia è quella di puntare molto sulla telemedicina, quindi la capacità di poter garantire assistenza anche in remoto, soprattutto magari per quelle cronicità che richiedono esami di routine o controlli di routine che possono essere fatti nel proprio domicilio e soprattutto in modo costante e ripetuto e dunque monitorare in modo continuo la situazione di salute della singola persona e intervenire in caso di necessità. Quest'oggi ha avuto davanti a sé molti infermieri che sono stati l'elemento fondamentale durante il periodo della pandemia per venire incontro e superare queste difficoltà. Che cosa ha detto loro? Ho ricordato che medici, infermieri, operatori sociosanitari, tutto il personale della sanità di questa regione sono stati quelli che in prima linea hanno combattuto la pandemia, sono stati quelli che hanno tenuto le mani ai pazienti ricoverati che non potevano ricevere la visita dei parenti, sono stati quelli che hanno prestato il loro servizio sanitario ma soprattutto un servizio umano a tante persone. Quindi su questo noi dobbiamo ricordarcelo, soprattutto in un momento come questo in cui abbiamo un'arma per uscire dalla pandemia definitivamente, che si chiama vaccino. Sta avendo ottimi risultati sia in termini di riduzione dei contagi, sia in termini di una riduzione drastica sulla malattia grave,
che ovviamente di conseguenza sulle morti legate al Covid. Questo dobbiamo difendere, questo dobbiamo raccontare, la verità, e dobbiamo convincere le persone che ancora hanno paura a fidarsi della scienza, perché si tratta di un vaccino efficace e sicuro. Bene, con questo servizio chiudiamo qui questa edizione del mattino. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.